Scatman's World. Bene ragazzi, tutto il comandante veneziano, siamo tornati su Motorsport Manager, dopo la grande vittoria c'è un'intervista. Accetta l'intervista. Allora, è stata una grande vittoria per Sergei Antonov, che ha vinto una vittoria in casa anche, ragazzi, quindi grandissimo. La chiave del successo, ho preso decisioni giuste, è un pilota di talento immenso, mi rende le cose felici, tutta la scuderia ha messo del suo, ognuno ha fatto del suo meglio, dunque non è giusto lodare solo Sergei. Vediamo. Sì. Banana va su, perfetto. La Vanane ha avuto difficoltà al 12° posto, è stato un weekend difficile per la Vanane, da fare meglio è stata un'ottima gara, ma non mi preoccupa, è un bravo pilota, si riprenderà presto. Marco, grazie, ciao. Vittoria in casa, bravo. Costruzione motore terminata. Ok, riparazioni completate. Adesso arrivano sponsor, speriamo che arriva Sky. Allora. 13° superiore, 9 gare, ho bisogno di soldi subito. Oh, bene, mi ributto un po' su per fortuna. E qua, cazzo, 2 gare. Vabbè, accontentiamoci. Chi si accontenta gode e si gode. Ok. Allora. Progetta nuova parte, cambio. Allora, come siamo messi a componenti? Allora, devo aumentare il cambio. Devo migliorarlo di prestazioni, ragazzi, Allora, aspetta un attimo. Allora, qua siamo al 51% con le sospensioni e 60%. Questo mi serve per forza. Il motore è 56-50, ma... 2,14 su 2,16. Qua dopo lo finiamo, vabbè. Il problema è qua. Proviamo così, intanto 16 giorni prima, vabbè. Quartier generale è quasi finito. Adesso vediamo questo potenziamento qua, cosa riusciamo a combinare. Evviva! Allora, quartier generale, ok. Qua è salito bene. Ok. Nuovi edifici su questi chiaramente li abbiamo sbloccati, ma quanto costano? Che spaccio. Il centro per cercare talenti sblocca i piloti non ancora conosciuti dai vari campionati? Cazzo, questo è buono, 2 milioni, Meteorologia. Freni, Ok, va bene, dai, adesso quello dei talenti, dimmi una bella offerta. Ok, in anticipo. Va bene, arrivano un po' di soldini, dai. Molto good. Ci voleva una boccata d'ossigeno, adesso stiamo migliorando anche il cambio. Adesso abbiamo 4 slot, adesso si comincia a godere. Allora, ragioniamo, i freni. Mamma mia, i freni sono messi veramente di merda, Non ci siamo proprio coi freni, però dobbiamo migliorare l'affidabilità di tutti e due. Qua il motore abbiamo un 189, miglioriamo questo e questo. Qua a posto. Il cambio, miglioriamo questo e a cazzo. Madonna, qua è pericoloso, vabbè, piuttosto... No, bisogna migliorare questo, dai. E le sospensioni sono ok. Sospensioni sono forti, molto bene. Ma da 55 giorni qua, vabbè.
Perfetto, perfetto. Ok ragazzi, finite le prove libere, sono andato con Dirk che mi ha finito 10º, quindi buona prestazione per Dirk, Antonov 7º, non sono state delle prove libere meravigliose, sinceramente per Dirk molto meglio rispetto ad Antonov, mi sta piacendo questo giovane pilota. Ok, Gran Premio di Monaco. Allora, aumento le sezioni più 10, elimino le zone rosse. Sì, 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 questo solito. Ok, la Bananen. Aumento prestazione 10%. Qua abbiamo tutto molto basso, sia carburante che gomme, prestazione 5 con le medie. Ok. Il setup, come possiamo vedere, è perfetto, cioè perfetto, è molto positivo per tutti e due, non lo cambierei. Qua partiamo sempre a bomba. Però le gomme, allora sono 29 giri, ok. Le gomme mi durano per 12. Allora, i 17 massimo le medie, allora a sto punto mettiamo carburante per 12 giri. Voglio fare una partenza veloce per cercare di recuperare subito. Allora, 12 giri, anzi mettiamo 13 to. E teniamo le morbide. Ok. E la prendiamo in box e finiamo. Cioè dovremmo 29, 19. Ce la dovremmo fare teoricamente. Allora. Facciamo così. Teniamo a 15. Però devo tenere le gomme un attimino, devo risparmiarle un po' per gli ultimi giri. Ok, vabbè, vedremo se ce la possiamo fare. Va bene, ok. Dopo invece la Vananen, cambiamo completamente tutto, la Vananen. Partiamo con le medie, che è anche un bonus, e mettiamo 24 giri. E dobbiamo tenere più 24 pro 17. Facciamo 19 giri, ok. Perfetto, andiamo. Spero di aver fatto le cose giuste. Buono, buono, buono. Ok. Dai che si parte ragazzi, purtroppo Antonov parte ultimo, la banana in sesta. È una delle poche con le medie però, eh. Vabbè, ma con la banana abbiamo una strategia completamente diversa. Dai ragazzi. Banana in quinta. Ok. Mamma mia che partenza di merda. La banana è sempre quinta, per sesta adesso. Adesso seguiamo un attimo Antonov. Sono tutti rossi così chiaramente. Antonov è già 14esimo. Qua si vede il carburante in meno probabilmente. Ok. Molto good. Abbassiamo un po' le gomme. Cosa è successo alla Vananen? La nostra Vananen è qua. Brava Vananen. La Vananen in realtà ha perso tanto, eh. Perché avevamo le gomme inferiori, chiaramente, con la Vananen. Ci può stare. Uh! Addio santo. Ai ai ai, ai ai ai. Dobbiamo cambiare strategia anche con Antonov, ho paura. Metto le medie anche ad Antonov. Porca puttana. Mettiamo il carburante pieno. E dopo fa un ultimo stint veloci. Madonna, non ci voleva proprio questa. Non ci voleva proprio. Stiamo sulla Van Halen intanto. Che sfiga con Antonov però, porca puttana. Dai Van Halen.
Proprio sfortunato, ma vaffanculo, va. Banana in 14esima. Guarda quanto stiamo perdendo, mamma mia. Oh my god, oh my god. Stiamo sulla banana intanto. Siamo 16esimi e 20esimi, raga. Veramente one disaster. C'è bisogno di una safety car a tutti i costi. La banana non gira. Ma porca puttana, che sfiga, oh però. Veramente una sfiga colossale. Antonov chiaramente è 20esimo, messo di merda, neanche lo sarà, neanche lo segue per il momento. È super ultimo, quasi doppiato, Dio Cristo. Vabbè. Don not parol, fioi, don not parol. Era meglio mettere soft. Sto consumando io più le soft con la banana che altro, vabbè. Questo non la capisco sinceramente, però, eh. Mamma mia, Antonov è veramente disastrato, poverino. Cioè la Vananen ha già finito le gomme, ragazzi. Boh, no, questa proprio non la capisco. Andiamo con le soft. Ok, possiamo finire il carburante. Mancano 24 giri però a sto punto. Vabbè, mettiamo 14, ok. Mamma mia, che disastro però. Che disastro con le gomme medie. Vediamo se Antonov è in grado di recuperare. Si può salvare solo una safety car, ragazzi. Dai, Vananen. La Vananen è 17esima. Sboro Antonov è ancora in... è ultimissimo da solo, fioi. Mamma mia. Mamma mia, che disastro. Sono tutti con le medie. Attenzione! Safety car virtuale, merda. Che sfiga la virtuale. Evans fuori. Ma porca puttana, altro 19esimo solo perché si è ritirato il porco. Dai, Vananen, però cazzo. Cioè, l'unica con le software non fa un cazzo, Dio Cristo. Mamma mia, oh. Dopo la Vananen fa cagare. Ma finire che metto Dirk, lo provo sbarbato. Dai, ci deve salvare la Vananen, cazzo. Antonov, vediamo Antonov, poverino. Mamma mia. Antonov è messo davvero male. La Vananen in 12esima. Mamma mia, Antonov, come è preso male Antonov. Dai, Vananen, almeno tu, Vananen, almeno tu. Niente da fare. E il motore, ma stai zitto. Antonov 18esimo. Adesso la Vananen, solo Gerard le soft di qua. Nostra Antonov che è al 45%. 19 giri alla fine. Vananen decima. Nona, scusate. La Vananen sta sfruttando molto bene. Brava Vananen.
Mettiamo neutrale, vediamo se riesce a risparmiare ancora un po' le gomme per... ma 18 giri, mancano ancora tantissimi giri, fioi. Antonov 18esimo. Antonov 17esimo, ma con le gomme quasi andate. Brava Nane che almeno lei è ottava. 30% qua. Bello, dopo puntano a finire con le soft. Ah, proprio la strategia secondo me è stata cannata stavolta. Antonov 16esimo. Ok, pit stop per Antonov. Sto dura 12 giri, mancano 17, Dio Cristo. Va bene. Opzioni carburante per 17 giri. Ok. Già pit stop veloce. Dai. Finisci bene. Pit stop 16 giri lo stesso, anche qua così. Ma. Ok. Ma. Vedremo. Pit stop per Antonov intanto. Mediocre, niente da fare. Siamo usciti con Antonov. 18esime. 17esimo Antonov, che adesso chiaramente è l'ultima sosta, però sempre con le medie deve stare. E ne ce lo metteranno le soft sicuramente. Banana in 15esima. Dai Antonov, regalaci un sogno, la grande rimonta, anche se è impossibile. Solo la safety car ci può rimescolare le carte. I dati del motore, stai buona, stai buona. Ancora... Dobbiamo assolutamente migliorare l'affidabilità. Antonov 16esimo. Sono i pit tutti chiaramente per mettere le soft. No, le medie, tutti con le medie ancora in realtà. Tutti con le medie ancora. Però siamo 16esimi e 14esimi. Antonov sta consumando tanto le gomme anche, cazzo. La Vanane è nona. La Vanane è nona. Antonov 12esimo. Adesso deve cominciare la rimonta per noi, altrimenti è la fine. Antonov, sempre così ragazzi. Speriamo di tenere botta per gli ultimi giri. Guarda, facciamo neutrale adesso. E neutrale. Però tutti gireranno più veloci. No, non posso, cazzo. Non posso purtroppo permettermelo. Le gomme devono durare, punto. Speriamo. La Vanana è settima ed è in obiettivo scuderia. Già questo è qualcosa. Vanana in sesta, Antonov decimo. Però la Vanana non, nel corpo a corpo fa cagare. Quello è il problema. Ottavi. Cerchiamo di arrivare nell'obiettivo, ragazzi. Almeno quello, Vanana in settima. Antonov decimo. Qualcuno Antonov è al 57%. Antonov devo abbassarlo. Tutti e due devo abbassarli. Purtroppo è così. La Vanana in primo momento tiene il sesto posto. Problema meccanico per la Cavalcanti, signori. Problema meccanico per la Cavalcanti e Godo.
La Vananen è quinta. Del 50% sono le gomme. Dai, Antonov è nono. Stiamo rimontando piano piano, piano piano. La Vananen è addirittura quarta. Però tra poco bisogna andare in risparmio. In risparmio con Antonov, carburante e gomme. E anche con lei, ai ai ai. Sarà impossibile tenere il quarto posto, chiaramente. Dai, Vananen, Antonov nono. Sarà durissima, ragazzi. Sarà molto molto dura. Dai, Vananen, dai, Vananen. La Cavalcanti ha messo le soft, chiaramente. Dai, una bella safety car adesso, no? Un po' di fortuna. Antonov è qua. La vedo un po' dura, attenzione ai problemi. Madonna, problemi anche al motore adesso. Vaffanculo. Carburante. Non penso bene. Che sfiga, oh. Tutto male è andato ad Antonov oggi. Tutto male ad Antonov, pazzesco. Banana in quinta. Tanti comunque all'inizio hanno problemi di terza la Vananen, ma è chiaro che non può continuare. Antonov crolla. Oggi problemi dappertutto, fioi. Vananen in terza. La Vananen rimane terza. Antonov 18esimo, direi bene. Dai, Vananen, tieni duro, tieni duro. Anche se la vedo veramente dura. Antonov veramente 18esimo in crisi nera. Il podio è praticamente impossibile, ragazzi. Anche se il quarto per fortuna ha dei problemi. Però non va ai box lo stronzo. Antonov prova a recuperare qualcosa, ma la vedo un po' dura. Mancano Ciulaps, Ciulaps. Claudia, problema meccanico per Claudia. Problema meccanico anche per Claudia. Siamo in risparmio gomme da 5-6 giri ormai. Il podio sfuma, il podio sfuma. Pensa che sto qua ha problemi meccanici, incredibile. No, cazzo. Adesso ho visto, non ce l'ho fatta per poco, Dio Cristo. E quanto manca? 2 giri, vabbè. Non ho parole. Meno male che sono qua. Settima posizione, ottava, evviva! Dai, almeno il podio. Almeno ottavi arriviamo. Antonov 15esimo in recupero. Banana in settima. Niente, c'è tutto oggi proprio non è... Questo gioco è difficile, basta concentrarsi un attimo e ciao. Ultimo giro. La Vananen può recuperare tanto adesso, eh. Brava sesta. Antonov 14esimo. 13esimo chiude Antonov, dai, meglio di niente. Banana in sesta. Oggi ha salvato la baracca la Vananen. Oggi ci ha salvato la Vananen che si merita comunque la conferma del team. Vai, vince De Oste. Complimenti. Complimenti a lui. Mamma mia. Tanti errori, gli incidenti all'inizio, fioi. Questo è il bello di sto gioco, che ogni gara è diversa dall'altra. La Cavalcanti rimane terza, cazzo.
Vediamo la classifica. Dai, speriamo in qualche problema negli altri, nessuna regola infranta per noi. Niente, purtroppo loro no. Va Antonov 12°. Penalità 3. Ah, bene. Vabbè. Antonov scende in quinta posizione con 29 punti a meno 6, siamo là, e la Vanane riprende terreno. Siamo tutti là comunque, sarà un campionato molto equilibrato. Nella costruttori siamo quarti a meno 15. Raga, l'è dura, ma possiamo fare bene. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. È stata, ripeto, una gara con errori prima di piloti, anche però dal muretto potevo scegliere meglio certe cose. Vediamo se sale qua il nostro pilota. Un po' sale, bene, bene. Molto bene. Vediamo qualche soldino. E niente raga, un saluto dal Comandante Veneziano, alla prossima. Ciao!